Tempo di bilanci a Caorle per le iniziative natalizie che quest'anno hanno conteso a Jesolo il primato per il mercatino più lungo d'Europa. La terza edizione di Caorle Wonderland ha largamente superato le aspettative, accogliendo, secondo gli organizzatori, circa 750.000 visitatori, ben un terzo in più rispetto all'edizione pre-pandemia. Quella del 2021 è stata un'offerta di attrazioni veramente ricca per residenti e ospiti, alcuni anche d'Oltralpe, che hanno spaziato dalla curiosa pista da sci di fondo in riva al mare, la fiabesca giostra di cavalli in piazza Papa Giovanni XXIII, un cinema 3D, casette di legno per i commercianti, la pista di pattinaggio su ghiaccio sempre in materiale sintetico, un'area dedicata alle giostre, una al villaggio dei bambini e una al cibo. Meraviglioso, era una vita che non passavo per Cavali in realtà e quindi mi ha fatto piacere tornarci sotto le feste di Natale. Molto carino, la prima volta che ci sono, quindi sai che ci vengo, sì. Molto carino. Cosa pensate di questa pista da sci sintetica? Particolare, è una novità mai vista fino ad ora. Com'è sciare in riva al mare? Qua in riva al mare è stupendo, tramonto bellissimo. Beh, è un'esperienza nuova. Bello, io non avevo mai sciato e sono venuta a sciare al mare la prima volta. Caorle Wonderland in generale invece come lo state trovando? Già è il secondo anno che veniamo, Conviene. bello, quest'anno ancora più bello. Molto bellissimo. Una meraviglia. Andando benissimo, la gente ha voglia di uscire, di mangiare bene e l'atmosfera qui a Caorle è sempre magica. Successo dunque per il Natale di Caorle che consacra la nascita di una vera e propria stagione invernale per la città. Prima del Wonderland infatti Caorle viveva solo d'estate, mentre in questa edizione sono state circa una trentina le strutture aperte, molte completamente piene per le festività di Natale e Capodanno, nonostante le numerose disdette che avevano fatto seguito alle nuove normative anti-Covid. Un successo espresso con soddisfazione dalle stesse associazioni di categoria, dalla Confcommercio al Consorzio di Promozione, passando anche per l'amministrazione che ha sottolineato come Caorle Wonderland abbia fatto rivivere il centro storico quasi fosse estate.